Ennesimo accordo firmato in Coldiretti per valorizzare sempre più l'imprenditoria del territorio e le imprese agricole del Veneto. Accordo con l'agroindustria che crede al territorio e il ruolo di Coldiretti che è quello di garantire questi accordi per far sì che le nostre imprese continuino a evolversi e difendere sempre più il territorio. Boschetti è un'azienda che ha 126 anni di vita, che fa parte del patrimonio veneto e che si sta rilanciando fortemente da qualche anno con dei prodotti del territorio, e questo accordo con la Coldiretti ci serve a valorizzare, diciamo, la qualità della materia prima che usiamo già, perché già Boschetti usa 95% dei suoi bisogni di frutta fresca vengono dal territorio locale, dunque dal Veneto. Impariamo a valorizzare e a conoscere la marronata Boschetti, sicuramente un'eccellenza di grande qualità. Realizzeremo un dolce semplice utilizzando dei biscotti secchi che andremo direttamente con le mani a sgranare nel nostro piatto di servizio. Disponiamo i nostri biscotti sbriciolati sul fondo del piatto e andiamo adesso a porre sopra i biscotti delle cucchiaiate di marronata in purezza, così da poter assaporare il pieno sapore di castagne tipico della marronata Boschetti. Per ingentilire il tutto utilizziamo una spuma di ricotta realizzata montando semplicemente della ricotta con un po' di panna liquida e rendendola fluida. Questa andrà a sostituire quella, in questo dolce che può sembrare il Monte Bianco, andrà a sostituire la panna montata. In questo caso la parte salata della ricotta va a compensare con la nota dolce tipica della marronata Boschetti, per cui andiamo a porre in superficie questa crema bianca come fosse una leggera nevicata in un monte di castagne. Chiudiamo il tutto con una spolverata di cacao amaro e guarniamo a piacere con delle castagne. Il nostro dessert è pronto.